Una buonasera cari telespettatori. Questo è uno scrigno che è dedicato a un grande uomo al quale Luigina Lorenzini ha dedicato un libro, Un salto tra le braccia di Dio, la poesia di Domenico Zanier. Luigina Lorenzini, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto ti chiedo da cosa nasce l'idea di mettere su carta la storia, la vita e le gesta culturali di quest'uomo. Dunque, è partito tutto dalla mia tesi di laurea, perché ho ripreso gli studi da grande per una passione veramente mia, e quindi nel momento in cui mi sono ritrovata a dover scegliere un argomento, ho pensato a qualcosa che potesse servire. Non era tanto quello che magari si fa da ragazzi, che devi fare la tesi così per l'occasione, ma di essere utile, di poter dare voce a qualcuno che magari era già tanto conosciuto, ma in certi ambiti, in altri meno. Quindi era da poco mancato Don Domenico Zanier, io l'avevo conosciuto come poeta, avevo avuto occasione di leggere poesie e manifestazioni in cui era presente, avevo apprezzato questa finezza intellettuale e diverso, questa delicatezza e profonda intelligenza. E quindi ho pensato a lui e all'emozione di vedere per prima, perché poi in realtà sono stata tra le primissime persone ad accedere al suo archivio grazie al comune di Maiano, all'allora sindaco e al segretario, entrare in questa stanza e con emozione prendere in mano i primi fogli e scoprire che il materiale era tantissimo, sterminato. E quindi ho iniziato a riordinarlo, a capire e a scegliere un argomento, perché non era possibile parlare di tutto. E così ho individuato quello che mi era più affine e che era un po' una sfida, la poesia lirica, che era meno conosciuta. Da qui poi mi sono laureata e ho voluto che di questo restasse qualcosa, e sempre con il comune abbiamo realizzato questo libro, che non è enorme, perché lo scopo è quello di far conoscere la persona, di avere un accenno della vita, dell'opera, un'analisi del suo animo attraverso le sue poesie, che erano quelle in cui era forse più sincero, e quindi che potesse essere di spunto per gli altri per approfondire questo lavoro di ricerca e di studio su Domenico Zanier. Allora, con Luigina ritorneremo a chiacchierare. Il sindaco Elisa De Sabata ci spiega dove siamo. Questo è lo studio di Don Zanier. Sì, buonasera a tutti. Allora, qui siamo nella biblioteca comunale che è stata intitolata Don Domenico Zanier e qui ci troviamo, diciamo, nell'ala che è stata costruita e ripensata come fosse il suo studio. Questo è avvenuto nel tempo pre-Covid, quindi negli anni successivi alla morte di Don Domenico Zanier, grazie al lavoro del sindaco Raffaella Paladin e, come diceva anche Luigina, dell'allora segretario comunale Daniela Peresson. Diciamo che Don Zanier, pur non essendo originario di Maiano, viveva a casa sola, quindi era un nostro, come si dice, illustre concittadino, e alla morte ha deciso di donare al comune la sua abitazione e tutte le sue opere, tutto quello che la casa conteneva. Quindi noi abbiamo fatto un primo passo, che è la realizzazione di quest'area, in modo tale che possa essere fruibile comunque ai concittadini, alle scuole, quindi che appunto la figura di Don Zanier possa essere conosciuta. E il passo successivo sarà quello di mettere mano all'enorme archivio, perché Don Zanier scriveva tutto, ma proprio tutto, e quindi cominciare a catalogarlo per far sì che poi appunto non solo i libri, ma proprio le sue opere, anche quello che non è conosciuto, possa risultare poi un lascito effettivo per tutti. Ecco, questi che libri sono, Elisa? Sono i libri che abbiamo trovato e catalogato nell'estate e insomma, grazie al lavoro sicuramente manuale, pratico delle ragazze dell'Informa Giovani, ma soprattutto grazie alla bibliotecaria Antonella Soravito, che ha curato e seguito, insomma, proprio il trasporto e la scelta anche dei libri da inserire, insomma, da mettere solo in questa biblioteca.
Senta, vediamo dei quadri di Otto D'Angelo. Se lei dovesse dipingere a suo modo un ritratto di Zanier, che uomo era? Allora, io l'ho conosciuto poco personalmente, però io adesso sto guardando il quadro che ho di fronte, no? Che lo rappresenta, diciamo, nella parte finale della sua vita, che è quello che io mi ricordo, no? Rispetto alle foto, però un uomo comunque appassionato, sincero, senza peli sulla lingua e un profondo difensore e conoscitore, insomma, della nostra storia e della nostra cultura, con questo sguardo che comunque sembra proprio dal quadro guardarti dentro. Allora, andiamo dalla bibliotecaria che è stata menzionata pochi istanti fa dal sindaco Elisa De Sabata. Quanto c'è di suo qua dentro? Qui c'è tutto di suo dentro questa sala, anzi si può dire che si sente l'anima e la mente in questa sala di Don Zanier. Abbiamo non solo i libri ma anche gli arredi che componevano la sua libreria personale, quindi qui è stato proprio ricostruito lo studio di Don Zanier. Come si vede sono degli arredi anche semplici, quasi familiari, forse un po' come era lui, una persona che all'apparenza sembrava una persona umile, semplice, ma di una sterminata cultura. Come si vede non sono libri lussuosi o libri pregiati, ma sono i libri, una biblioteca di uno studioso, quindi può essere a livello di una biblioteca universitaria. E sono tutti libri di cui lui amava circondarsi e che ha raccolto nel corso della vita, possiamo dire dai primi anni del seminario fino praticamente all'ultimo momento della morte, perché avevamo dei libri proprio recentissimi appoggiati sulla sua scrivania. Qui c'è la scrivania, anche la macchina da scrivere che lui utilizzava per comporre le sue opere, e possiamo dire che qui dentro proprio noi sentiamo la sua anima, ecco. Senta, al muro vediamo molti attestati. Adesso, la vista mi concede di leggere premi Nadal Furlan, premio Friuli Aquila d'Oro, ma questo signore è stato candidato 2 volte al Nobel. Sì, esatto, qui abbiamo appunto anche degli arredi che a lui erano cari, come i ritratti della sua famiglia, e abbiamo messo anche alcuni riconoscimenti. Il riconoscimento maggiore che ha avuto è la candidatura al premio Nobel da parte di 2 università austriache, proprio per il suo merito, insomma, no? Però i riconoscimenti durante la sua vita sono stati tantissimi, e anche, diciamo, anche adesso dopo la morte non possiamo dire che continuiamo a capire ancora meglio qual è stato il suo valore. Senta, concludendo, per le persone che guardano lo scrigno in questo momento, quanti volumi avete raccolto, oltre a quelli ovviamente di Don Domenico Zanier? Qui nella biblioteca abbiamo sui 51.000 volumi, però sono circa 5.000 quelli di Don Domenico Zanier, di cui la maggior parte sono stati catalogati e si trovano anche disponibili nel catalogo online. Quindi tutti gli studiosi che vogliono approfondire diciamo la figura di Don Domenico possono trovarli sul catalogo della biblioteca, ma inoltre anche qualsiasi studioso che sia interessato alla cultura friulana, alla lingua, alla poesia, troverà degli utili strumenti per le sue ricerche. Senta, si dice che in Italia si legge sempre meno. I dati degli accessi alla biblioteca di Maiano invece cosa dicono? Beh, diciamo che il lockdown ha colpito un po' tutti, tra cui anche le biblioteche, che sono state le prime ad essere chiuse, per cui diciamo le restrizioni dovute al lockdown hanno creato una flessione delle presenze. Però le persone continuano sempre a frequentare la biblioteca, e adesso si sta anche, diciamo, riprendendo gli afflussi come prima del lockdown. Quindi. Grazie alla bibliotecaria che rimane con noi. Io volevo andare un attimo da Luigina. Il nostro Bassi ha ripreso i riconoscimenti, le opere di Otto D'Angelo, però c'è anche quella signorina che adesso sorride finalmente, perché era un po' rigida prima. Chi è quella signorina? E questa bella signorina è una cantante
che ci proporrà alcune villotte, perché Don Domenico Zanier era molto legato al canto come forma di cultura anche popolare, aveva creato il Festival della canzone moderna friulana, il Festival della villotta. Me la presenti? Sì, lei è Laura Giavon. Allora, e quindi Laura Giavon che viene qui, abbiamo ancora 2 minutini, quindi chiudiamo questa prima parte dello scrigno con... Alvaive anche il Sorelli. Alvaive anche il Sorelli, a Fiodelu a partì, e io io che soy la somburose, non lo haio di vai, e io io che soy la somburose, non lo haio di vai. Velula, via che il calspacca il fazzalet. E io lui al fas per saludami, mandi benedet, e io lui al fas per saludami, mandi benedet, ma io lo spietti a chiesa me, ma io lo spietti a chiesa me. Prego, grazie. Giavon, vieni un attimo. Era già che si accomoda. Sai dove andiamo adesso, Giavon? Dove andate? No, andiamo in In pubblicità? cara Giavon. Ok. Sorride, quindi adesso ci siamo rilassati. A tra poco. Ed eccoci dopo la prima pausa pubblicitaria, seconda frazione dello scrigno. Vi ricordo, stiamo tracciando un ritratto di Don Domenico Zanier partendo dal libro della nostra Lorenzini, che ci deve dire chi è l'editore. Sì, l'editore è Corvino Edizioni e la prefazione è di Gabriele Zanello, che è stato il mio correlatore per la tesi. Senti, ma questo signore che io conosco da un po' di anni, perché è qua? Questo signore è qui perché era un amico e un po' un punto di riferimento anche di Don Domenico Zanier. Come si chiama? Lui è Renzo Minisini, però lui in realtà... Nattolini, pardon, però lui in realtà è Gardo, è il ristorante da Gardo, e mi ha raccontato degli aneddoti simpatici su come scriveva, su come batteva macchine, sul fatto che andava da loro e diceva: devo mandare un fax, datemi una mano. Altri tempi, quando evidentemente non c'era la posta
scuola elettronica. Natolini, quindi in breve, prova a ricordarmi Don Domenico Zanier. Veniva da te abbastanza spesso? Beh, per Manny era un amico, oltre che diciamo il parroco di Casasola, era un amico mio ma di tutti, perché era una persona che quando passava a Maiano salutava tutti, era disponibilissimo, e io con lui avevo un rapporto veramente bello, perché lui veniva di spesso a mangiare il minestrone di mia mamma, che gli piaceva tanto, no? E in molti momenti avevamo dei clienti lì, o alla festa della donna o a Natale, lui ti scriveva le poesie sul tovagliolo di carta, era la sua caratteristica. Lui prendeva la penna, ti scriveva una poesia, era lì da solo che mangiava il minestrone, gli venivano sulle idee, prendeva il foglio e lì tante volte, e molto spesso mi lasciava il foglio così, cioè io dico, anche per questo ho conosciuto la Luigina, perché gli ho dato tanti miei, perché lui veniva a fare le fotocopie da me e gli dicevo: ma Manny, batti a macchina, sei favoloso, e dite sì, e trovavi sempre, lui correggeva da solo gli errori, batteva a macchina, dopo la rileggeva, faceva la sbarretta in rosso, riscriveva sopra e mandava la fotocopia così, la mandava, cioè non è che ribatteva tutto il testo. Lui mandava giù al Fogolar Furlandi, spesso che avevamo rapporti col Fogolar Furlandi Roma, veniva da me, io avevo il fax, facevamo il fax e lo mandavamo giù a Roma al Fogolar Furlan. Ogni anno aveva 2 o 3 volte all'anno, o per ricorrenze o per poesie, gli chiedevano, era disponibilissimo. Lui, uno gli chiedeva: Manny, mi serve una cosa, tac, lo faceva. E tutta gente, diciamo, che dopo andavano sulle riviste, sui giornali, su tutto. Manny era aveva un computer moderno ai suoi tempi, tutto nella testa. Era favoloso veramente, una persona disponibilissima, non aveva peli sulla lingua, quello no, perché se doveva dirti qualcosa te lo diceva. Lui era frank e sclet. Dopo lui aveva collaborazione anche con l'agenda friulana, che c'era Ario Carnielutti che la presentava. Allora ogni volta mi diceva: Renzo, io devo andare fino a San Michele al Tagliamento, non combino, andiamo giù assieme, Manny, anche perché anch'io sponsorizzavo sull'agenda friulana, e mi scriveva lui l'articolo sull'agenda. Era veramente una persona favolosa. Grazie Natolini. E invece poi quest'uomo invece chi è? Quest'uomo è Maurizio Piemonte, uno dei fondatori del Circolo Culturale Laurenziano, che ha visto sempre presente anche Don Domenico Zanier. Ti racconto, se posso, una cosa brevissima che mi ha raccontato Renzo. Dunque, Don Domenico Zanier credo abbia scritto solo di poesia narrativa qualcosa come 65.000 versi. Lui ne teneva anche conto del conteggio. In questo mi racconta Renzo, sì, lui mi portava i fogli, batteva tutto a macchina, però non ha mai imparato a impostare il margine destro, per cui è tenerissima questa cosa. Piemonte, qual è il contributo che Don Domenico Zanier ha dato al circolo? È stata l'anima, perché subito dopo il terremoto è quello che ha capito che oltre che alla ricostruzione materiale serviva una ricostruzione culturale, sociale, morale. E lui ha fatto tantissime attività, cominciando dalle scuole medie dove insegnava a Buia, e anche la messa domenicale la faceva prima a San Floriano e a Orsinis Grande di Buia. Io l'ho frequentato per 40 anni ogni domenica come minimo, e poi anche durante la settimana, quando trovava il fax di Gardo impegnato, veniva da me a fare le cose. Se posso aggiungere quello che ha detto sulla schiettezza e sulla personalità, ecco, una persona estremamente buona d'animo, addirittura all'eccesso forse in tante volte, però non di meno era schietto, e una persona che non era condiscendente alle mode o ai poteri. Infatti, se mi è concesso un ricordo anche un po' fra virgolette polemico, lui ha sofferto molto del fatto di aver avuto la candidatura al Nobel. Io l'ho portato diverse volte in Val Badia dai suoi amici e anche professori dell'università, i soci della minoranza ladina che conosceva e frequentava lassù.
perché qui in regione, dobbiamo dire le cose come stanno, è stato boicottato pesantemente. Io ricordo che eravamo gli amici, anche questi che sono qui presenti, che poi andrai a intervistare, che siamo stati alla festa che gli abbiamo organizzato in un ristorante per la candidatura, ma nessuna autorità è stata presente. E addirittura c'era il veto perché lui non era una persona schierata politicamente, quindi non aveva nessuna sponda politica, e di questo lui ha sofferto molto, anche se poi, come ho detto, era buono e ha dimenticato tutti i torti che ha subito. Però questa è una macchia, come è una macchia per l'Università Friulana, anche se si chiama di Udine, dovrebbe essere l'Università Friulana, che non ha mai trovato un'ora di tempo per far venire Don Zanni a fare una lezione quando c'è stato qualsiasi personaggio disponibile. Piemonte, grazie. Prego, grazie a voi. La Giavon è ancora qui con noi, non è, e sorride, quindi manteniamo questa ola. E adesso cosa ci fai sentire? Beh, se vi va io farei sentire Hai preat la biele stelle. Hai preat la biele stelle, tutti sans dal paradis, che il Signor fermi la vuere, che il mio ben torni in pais. Ma tu stelle, biele stelle, va palese il mio destin, va da urtiche montagne, la calè il mio corisin. Ma tu stelle, biele stelle, va palese il mio destin, va da urtiche montagne, la calè il mio corisin. Grazie Giavon. Hai ancora un po' di tempo, puoi rimanere ancora per un brano? Va bene. Adesso dove andiamo? Pubblicità? Ma guarda te, a tra poco. Terza parte dello scrigno. Adesso, grazie al supporto della Lorenzini, abbiamo agganciato una persona che è particolarmente presente quando lo chiamiamo nella mia trasmissione Lo Scrigno, ovvero sia il professor Colledani, che traccia un profilo dalla parte paterna di Don Domenico Zanier, perché dove risiedevano? Perché erano originari di Pinzano, esattamente di Costa Beorchia, la famiglia paterna. E allora sentiamo il professor Colledani e poi rientriamo qui perché la Lorenzini con quel signore là vuol farci sentire qualcosa di bello tra poco. Pre Domenico era un personaggio assoluto in un certo senso, era una persona che badava al sodo e che aveva sempre un grande rispetto per le cose del mondo, per la natura, e alzava ogni tanto gli occhi al cielo per dire tutto quello che abbiamo qui è perché c'è qualcuno che se lo manda giù. Una volta ci siamo trovati a discutere sugli alberi da frutto, mi ricordo, e sui frutti stessi, e mi ricordo che disse: ma ti sei mai chiesto chi ha fatto il manico delle ciliegie? E io dico: ma per me mi disi, lo sai? Che lassù che fa il mani della Cirisis, dico, insomma, la prendo per buona. Ecco, era una persona che guardava molto al passato della propria gente e naturalmente guardava al suo futuro, perché usava proprio dire
che senza salde radici non si va né nel presente né nel futuro. La sua matrice, diciamo così, genetica, se così si può dire, era l'antica pieve d'Asio, cioè quella pieve che prende dentro Clausetto, Vito d'Asio, Pielungo, Casiaco, Anduins, eccetera, eccetera, e lì sentiva affondare le proprie radici e quelle della sua famiglia. Poi oltretutto portava un cognome che è un cognome un po', diciamo, tipico di questa alta Valcosa, un cognome chiaramente che in fondo è l'aggettivo di Giovanni, a pensarci bene. E lui restò un po' così, ma ha detto sì, pensamo Zanier, che poi Zanier non è errato dire Zanier, vuol dire Zanier, neanche Zanier, perché vuol dire quelli di Giovanni. Si vede che per vecchio qualcuno nella famiglia o del clan era di nome Giovanni. Questo nome dice però è anche in Carnia, sì, detto Premeni è vero, però se tu guardi, lassù in Carnia ha una N sola, perché sai che i carnici sono un po' economi e risparmiano su tutto, anche sulle doppie, no? Lì giù a ridere, eccetera, eccetera. E come è arrivato in Carnia? Allora chiedeva Premeni, che era curiosissimo, ma guarda, da quello che ho studiato io, da quello che so, sono arrivati in Carnia con la transumanza, e allora giù a dire del perché dalla pieve d'Asio c'erano, diciamo, centinaia di persone che in primavera, soprattutto tra fine di maggio e primi di giugno, partivano con le mandrie verso gli alpeggi, verso i pascoli alti di Sauris, dell'Alta Val Tagliamento, eccetera, eccetera. Da qui il famoso detto Pieltines e Malins, la fortuna dagli Asins, che mentre gli Asins andavano in su, i carnici andavano in su anche loro, ma verso la Germania e verso l'Austria a fare i kramars, che si vede, ho detto, rendeva molto di più che portare le vacche al pascolo. D'altra parte però cosa può dire? Che grazie alle vacche abbiamo formaggio, burro e ricotta, e grazie ai kramars, insomma, abbiamo il soldino che è arrivato e che si vede impegnato in carne in varie parti, là dove si vede una bella casa, un bel palazzo, per dire a Rigolato, a Piano d'Arta, a Ovaro, eccetera, è sicuro di famiglie di ex kramars. Allora restava suggestionato un po' da questo parlare, da questo dire, perché poi anche lui interveniva con le sue, chiaramente, delucidazioni, eccetera, ed era amabilissimo intrattenersi con lui perché trovava sempre una specie di mano misteriosa dietro a tutte le cose. Ma con gli Asins, come dico, aveva un rapporto veramente particolare. E tra tutti questi suoi versi, che ci sono migliaia e migliaia, non credo che qualcuno li abbia contati, ma certamente a livello, io faccio con la mano così, dei maloppi notevoli, aveva sempre una parola di pregio, di stima, di compiacimento. E mi ricordo quella bellissima espressione che adoperò quando definì gli Asins sia maschi che femmine. Allora definì gli Asins come uomini omps di chiaf e di schene, cioè di testa e di schiena, e le donne invece femines di inchiante, di fadie. E qui, diciamo, c'è un po', per dire, il nocciolo della questione di Premeni, perché guardava in ogni singola persona e vedeva il riflesso del mondo. Questo è dunque il professor Coledani, che salutiamo e ringraziamo. Andiamo da Fernando Gerometta, che ci fa ascoltare che cosa? Da Tamesade, l'ore da l'omp. Ale nestri destin di poesie, butta semence di amor, a pieres di strade, a maseries brustulides di fuca, pedraz, lustris, di umanitat che tibie. E per semence giernade non le revocche nustorni, chiarece, o busciate di ben, il chiaf al sangane ai chiantons e alle sanca al rit. Vieni. Invece passiamo alla seconda, che è? Sì, è sempre una poesia di Domeni Zanier, dalla raccolta Talgor dal Soreli, Semenad di Soreli. T'arridi de sagre dai voi, semenaz di Soreli, di lunchi vers chiaveciai, simprimorosh, mai nuviz, la me anime, e il monta e si unisci, fevelasci,
e conoscisci mai, insumiasci e non viodici, condut che si vei che li dris, cigignox di serade e divierte, Dio, artist, si è fat, par sé i voi e ce viodi, io o robi ascur, dai fons marins, dal vivi, falisties di amor e trois, sclariz di speranze, di lunchi vers ti aveciai, o voi, semenate di sorelli. Grazie Lorenzini. E torniamo da Gerometta che invece ci fa sentire che cosa? No misuranti il cur. Da de bande de vite, non misuranti il cur. I fruts e anci di cisiles, e murs di lisertes, e un'elenghe di passares. Vongules e son le speraules, juste la rive urestage. Io il cur, no misuri, e malfermin i lens, e crogeres di ancones, e fii di fier, e di luscules medes di fen, e agaz che san muardi, sangananto stiaveci fra i chiermi zipiere, e di mestris, no sai. Che cosa voleva comunicare? Beh, nelle poesie di Zanier è la parte più sincera e c'è anche la sua difficoltà di essere uomo, c'è l'amore per la natura, l'amore in generale, per il creato, per Dio, che è in tutte le frasi, tra una riga e l'altra quasi. C'è anche la difficoltà di essere poeta. Mestris Nosai, lui ha avuto una difficoltà, un'opportunità. A 10 anni è stato portato via dal Friuli, ha quasi perso la lingua friulana fin quando dai 16 anni ha ricominciato a venire nella famiglia dei nonni materni, e qui a Maiano, a Casasola, e poi girava in giro in bicicletta in Friuli prendendo la pioggia, sentendo i rimbrotti degli zii. E questo gli ha consentito, lui dice, al contrario forse un po' dell'esperienza di Turoldo, che era un personaggio più carismatico, che si notava di più, che aveva questa voce tonante, di recuperare il friulano, altrimenti sarebbe stata una perdita. E già nei suoi diari, pensa, quando era in seminario, quando studiava, lui scriveva in friulano e poi così aveva creato la prima opera, non sapeva chi leggerla, nessuno capiva il friulano. Ha trovato un compagno veneto che aveva origini latine e ha detto ecco, finalmente l'ho letta a lui, per cui pensa all'amore per la lingua. Io ti chiedo di andare da questo primo signore, chi è? Questo signore mi ha detto io sono 90enne, non si dice assolutamente, ha una voce da ragazzino, è un poeta che ha ottenuto anche un certo numero di riconoscimenti, devo dire, ed è un amico di Don Meni Zanier. Si chiama? Codutti Giovanni. Giovanni, buonasera a lei. Senta, ma che prete era? Era una persona strana, era un prete, un uomo che andava oltre i limiti sempre. Basti un esempio, uomo di fede naturalmente, e ogni giovedì venivo alle 10 a prenderlo a Casasola di Maiano, partenza, Udine, piazza Primo Maggio, la chiesa Madonna delle Grazie. Poi di là confessami, ma me c'è piaciuto e non ti dico. Alla dentro io leggevo il giornale in macchina, tornava fuori, Piazza Duomo, Daronco, Anzil, quello che ha fatto il vocabolario friulano, Nazzi, no? E lì discutere sulla grafia, su una grafia, e ce l'aveva qui sul petto, perché la grafia friulana che ha adottato la provincia, la regione, è una grafia derivata da una correzione, più correzioni, più rotture col passato di un certo catalano, dottor Lamuela. La regione ha accettato quello che ha scritto e lui diceva, ma Viottò, me mi hanno mandato in Vallonie, con la lingua romanza, a mettere questo là. No? Non potevano mandarlo lui. E così non faceva tutto il casino che l'ha fatto. Io la vie,
ho tenuto 12 calere, non si lata sgarfà le etimologie, ho lasciato che le in davanti con le loro lingue, con i loro modi di scrivere, con la grafia che è, no? E lei non poteva più. E Daronco deve ragione, no? Però, alto là, lui scriveva in una maniera, Daronco in un'altra, lui, per pagare i libri che scriveva, al vario di scrivere con la grafia nuova. Niente da fare. Scriveva con le sue e si pagava di sacchette i libri che scriveva. Una persona, era un uomo, un sacerdote di fede, però non è stato chiaro il Furlan perché era proprio una persona che non sentiva ragione, che era che e vonde. Senta Codutti, ma in macchina, perché lei è la terza persona in questa trasmissione che mi dice venivo a prenderlo, quindi era una persona anche che sapeva comunicare, sapeva farsi voler bene. Sì. Lui una volta la di te, 2 volte candidato al premio Nobel, ma potevano chi la sua fa premio Nobel un predicattolico, mai poi. E questo è un ragionamento che poteva fare essere anche verità, però chi lo sa. Grazie Codutti. Di che anno è lei? Sono nel 90°. Quando compie gli anni? Il 17 marzo. Ah, quindi l'ha già fatto? Già fatti in 89, sono nel 90°. Sì. Quindi è a 2 giorni dalla festa del papà, tra l'altro. Sì. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera a lei. Allora, abbiamo 5 minuti. Lorenzini, questo signore, so che prima, durante la pausa pubblicitaria, mi ha detto ai gusti lei che robe casse non vuoi vie. Esatto, perché questo signore è molto timido ed è un grande amico, una persona che voleva davvero bene, credo, perché in tutte le celebrazioni in memoria di Domeni Zannier lui c'è ed è una colonna portante, si chiama Gianni Cappelletti. Allora, Cappelletti, è sua questa borsa? Sì. Posso sedermi? Può anche vedere che cosa c'è dentro. No, non guardo, se ci immagini. Allora, io vado vicino a Cappelletti, che cosa mi vuol leggere? Allora, sono felice prima di tutto di aver ascoltato questo signore così giovane, di spirito, di lucidità mentale, di motivazioni e di una moralità straordinaria. Ha tirato fuori delle cose che un prete dei miei tempi non sarebbe stato in grado di dire. Io ho accettato con piacere di ascoltarlo ed è difficile perché io parlo tanto e ascolto poco perché mi rompono un po' le scatole. Benedetta la sincerità. Detto così potrei sembrare un rompiscatole, potrebbe anche essere vero. Non lo escludiamo. No, soprattutto non mi interessa. Allora, questo qui è un libretto che è venuto fuori in occasione del centenario di un'attività familiare di ristorazione che andava veramente per la maggiore. In Friuli siamo molto avanti con questo. E l'inizio di questa cosa è dovuto, ne è sorta una discussione assoluta con me sulla primazia. E io ho detto, ho cominciato io, perché là c'era una lavagna che inizialmente doveva avere il menù e invece si è cominciato con lo scrivere poesie. Più o meno belle, dipendeva se prima c'era stato il bicchiere del vino oppure prima c'era stata la poesia, è la regola dell'osteria. Morale della storia, tra le tante cose scritte bene, meno bene, più attente, meno attente, siamo riusciti a produrre un corposo documento. L'attività è stata così generosa con noi che nel 2001, avendo il centenario dell'attività familiare che scadeva, ha deciso di fare una raccolta di poesie. Galliano, che era il titolare di questa azienda, Galliano, Petros, era il titolare di questa azienda e
ha deciso di far venire quelli di Via dei Sapori con lui, hanno fatto una cena e hanno invitato noi. Meni ha scritto le poesie e io voglio leggere questa che è straordinariamente bella. Il titolo è Se la vite. Se la vite non è amor, disimi tu che è. Lavoro e bese son tanto, ma une lagrime io cope e una fiet a io bruse. Ho aichiatato un cur che mi colava sui labris con l'usor sin finis. E di un'anime a un'anime si stringeva il mondo e mangiava il respiro. Di questa, scritta da Meni Zanier il 27/4/2001, io ho scritto: altri che bevi e inchiocassi, viozze e robe che vi iscritti a livello in tune osterie. Questo è il fatto di dire che Domenico fosse stato Domenico, io lo chiamo Domenico Partalian, ma era Meni per me, neanche il pre, perché queste robe lì sono robe che non c'entrano. Meni e era di una grandiosità assoluta e finalmente con l'intervento di Codut ho capito che vuol dire sei arte, era la personificazione della genialità artistica di noi. Senta Cappelletta, adesso andiamo in pubblicità. Chi è questa signora? Questa signora è una poetessa friulana di chiarissimo livello e capacità. Si chiama? Si chiama Lucina Dorigo. E noi, prima della Dorigo, come ha ricordato prima la Giavon, dobbiamo andare in pubblicità. Quarta parte, a tra poco. Quarta parte dello scrigno, stiamo ricordando Don Domenico Zanier e stanno uscendo tantissimi aneddoti. La Lucina Dorigo ci ha mostrato un'immagine che la vede fotografata proprio con Don Domenico, signora. Durante il mio pensionamento abbiamo fatto una festa con tutti i colleghi, ovviamente c'era anche Domenico, perché devo dire, la prima persona che io ho conosciuto quando sono stata trasferita nella scuola media di Buia è stata proprio Domenico Zanier, che insegnava anche lui lì. Com'è stato l'impatto? L'impatto molto dolce, è stata una persona che mi ha accolto, che mi ha aiutata, perché io venivo da Ampezzo, dove appunto risiedevo. Forse sì. E quindi trovandomi in un ambiente nuovo, in cui ovviamente essendo l'ultima arrivata ero un po' messa da parte, ho trovato appunto un amico che mi ha aiutata e ha capito, siccome sono una persona sensibile, emotiva, facevo fatica, insomma, in questo, avevo anche molti problemi familiari. Poi lui mi ha aiutato ad inserirmi bene. Nel tempo io partecipavo con i miei allievi ai concorsi banditi dalla Società Filologica e vincevamo sempre i premi. La preside mi ha chiamato, mi ha detto: ma signora, come mai lei non ha mai scritto niente? Io non ci avevo neanche mai pensato, ma ho provato così per fare un esperimento e Domenico è stato il primo a leggere, a incoraggiarmi, è stato il mio mentore in fondo. Poi sono entrata assieme a Gianni Cappelletti, qui presente, e ad altri, molti non ci sono più, nel gruppo culturale formato da Don Domenico Zanier, dal poeta Mario Argante e dal professore Galliano Zopp. Ogni anno ci trovavamo per una lettura delle nostre poesie a Pozzuolo, al Garbin d'Aur, ed erano serate meravigliose. Signora, è facile scrivere d'amore?
Ma guardi, dipende dal momento, dall'età, da tante circostanze. Scrivere poesia non è facile, perché se non si ha l'ispirazione giusta non viene fuori niente. Lei è carnica e suo marito di dov'è? Mio marito è friulano, è di Trepogrande. Dov'è adesso? È qua, presente. Sta guardando? Sta guardando. Io guardo lei, ma io sento questo calore ottico. Grazie, grazie. Mi pare che ha portato un libro. Ho portato un libro, sì, di una mia raccolta, ne ho fatte 5. Ecco, senta. E vorrei leggervi questa, che è stata scelta fra i poeti viventi e no, e anche musicata. Devo però mettere gli occhiali. Ecco, Vita, vediamo se riesco a leggere. Sì. A Sares, la mia vita, una fuia secchia, ingrintada tal tronc, ma che lascia a poco la presa. Il mio tempo, al viv di atoms, si pasce di rosada e dal profumo dall'aria di mont che porta via per strada las ultimas rosas. Di che spicciul lug, lasciami la via così lisera, come quando che a buon'ora si sfanta tal ciel la biela stella. Ma tu riguardami lo stesso, lontana in tal cidin. Nel silenzio. Nel silenzio. Con questa io ho vinto il primo premio del Gisofior e poi appunto è stata scelta e musicata e il coro del Friuli Venezia Giulio l'ha cantata e mi hanno fatto i complimenti perché le parole le hanno sentite e le hanno trasmesse nel canto. Grazie Lucina. Grazie a voi. Dov'è suo marito? Si nasconde. Vieni qua, vieni, così lo mostriamo. Lui ha partecipato, come posso dire, un po' con difficoltà queste mie. Senta, ma perché con difficoltà? Con difficoltà, ma probabilmente perché si sentiva un po' coinvolto anche lui ed essendo una persona riservata ed emotiva, probabilmente non si sentiva molto a suo agio. Però lei è vestita di rosso qui e anche il cornetto è superstiziosa lei. Ma insomma, sai, in Carnia siamo tutti un po' superstiziosi. E quindi, Ma lui è stato un po' la musa ispiratrice di quello che ha scritto. anche sicuro. Io apposta le ho chiesto se è facile scrivere d'amore, no? Sì, adesso i tempi sono un po' inoltrati. Inoltrati, che bel come si chiama il maschio? Francesco De Luca. Francesco, i tempi sono inoltrati, ha sentito? Sono inoltrati i tempi. Sulla poesia, sono inoltrati i tempi, hai sentito? Sono inoltrati. Ho scritto poesia anche per lui, anche sono state scelte nelle letture. Cosa ha detto? Che ha scritto delle poesie? Sì, ho scritto. Una si intitolava, me ne dica una. Agnom. Semplice. Che ricordo. Poi altre, adesso, siccome le poesie le ho scritte lontano ormai nel tempo, le ho anche un po' dimenticate, a dire il vero. Adesso scrivo altre cose più concrete sulla famiglia, sui figli, su quello che ho passato, che ho vissuto. Gli anni sono andati avanti. Grazie signora. E lei chi è? Il mio nome è Ilvia Mulloni, vivo a Spilimbergo, sono nata a Spilimbergo e ho conosciuto Menut, perché io l'ho conosciuto come Menut, dai racconti di mio marito Linto Contardo e hanno fatto 12 anni di seminario insieme, dopodiché mio marito è uscito e mi raccontava sempre di questo Menut, oltre che di altri, ma non molto volentieri, nel senso che a me sarebbe interessato capire che cosa succedeva, eccetera. Dopo ho capito perché quando li ho conosciuti un po' tutti in un viaggio pellegrinaggio a Fatima e in quell'occasione appunto specialmente mi viene in mente Don Giulio Ziraldo che è ancora vivo
raccontava delle cose del seminario che per me erano inaudite, cioè in quell'epoca i seminari erano pieni di gente e cercavano di mandarli via. Perché? Erano Troppi? erano Adesso ce ne sono troppo pochi. Adesso ce n'è troppo pochi. Ma in quell'occasione proprio ho saputo che cioè facevano di tutto per dissuaderli Dalla vocazione. tant'è che mio marito è uscito, per esempio. Quindi, Senta, mi piace ricordare suo marito, che ho avuto, adesso mi ha detto, sono la moglie di, ci siamo parlati e visti, Olinto e la musica. esatto. E l'organo. Quanti organi ha suonato suo marito? Non lo so, messe dappertutto, così credo che abbia conosciuto tutte le chiese del Friuli, insomma, in questo senso. E ha avuto questo rapporto anche dopo il seminario, perché si incontravano ogni anno. Noi siamo stati in Sardegna 10 anni, a Torino altri 5, quindi in quelle occasioni si incontravano loro. Quando siamo rientrati in Friuli, e ho potuto conoscerli personalmente, appunto, perché a questi incontri loro sacerdoti nel periodo, lo facevano sempre in mese di luglio perché era la ricorrenza dell'ordinazione, e in queste occasioni loro volevano trovarsi anche con quelli che erano fuoriusciti e quindi volevano che ci fossimo anche noi, insomma. Li ho conosciuti e ogni anno così ci si trovava. Che cosa penso di Menut? Che fra l'altro in seminario lo chiamavano Scritch, per la sua statura, penso, no? Per il fatto di essere così. E Scritch, appunto, era anche quando l'ho conosciuto io. Sembrava volesse stare un pochino così in disparte, non farsi notare, però poi quando si incominciava a parlare con lui veniva fuori. Ecco perché candidature al Nobel, l'ho capito, me l'aveva detto Don Oscar, chiala che lì è stata candidata al Nobel, sa tu. E io così molto onorata così di fare questa conoscenza. Poi ha proposto mio marito per il Merit Furlan, lui era il presidente di questa associazione del Castello di Arcano nel 95. Dopo lo vedevo annualmente da Arrigo Poz perché si commemorava la morte della moglie. Risano. A Risano, esattamente, anche quello a fine luglio, e quindi so che ho tanta musica di Olinto su testi di Menut. Signora, grazie. Abbiamo ricordato anche un altro grande, Arrigo Poz, e pensi che i suoi figli mi hanno donato le figlie, sì, mi hanno donato delle prove che io custodisco. Sì. Beh, insomma, anche Poz aveva un rapporto speciale soprattutto con le vetrate delle chiese, no? Certo, sì. Sì. Non c'è la Giavon che mi lancia là? Pubblicità? Bravissima, bravissima. La quinta parte dietro l'angolo, state lì. Quinta parte dello scrigno che apriamo ancora con un'immagine di Don Domenico Zanier, lo ricordo siamo all'interno della biblioteca di Maiano e dove è stato allestito lo studio di Don Domenico Zanier. Adesso che cosa sentiamo? Adesso sentiamo un'intervista, un contributo di Roberto Ungaro, classe 1930, quindi un coetaneo di Don Domenico Zanier. Anche lui un amico, uno scrittore, e anche in questo caso è stato proprio Don Domenico Zanier a incoraggiarlo a scrivere, era il primo che leggeva le bozze dei libri. Bene, che era, si può dire, già granduccio, no? Perché sei stato all'estero, prima non aveva rapporto con lui perché lui era in seminario, non lo conoscevi di prima. Dopo è tornato a conoscerlo così, si chiattava in che là qualche volta in paese, no? E quando ho scritto il primo libro, che ho scritto, che è Poi al cuore, lui mi ha fatto le presentazioni, le recensioni, e alla dita sì, ogni era là una rastia
di poete, un rasche, no? Un rapolone, no? Di poete. E sono stato contento. E mi ha incoraggiato, mi ha detto, è stato meglio, scrivi così. Io, no, scrivi, sai che tu hai man, hai toccato a scrivere. Dopo, ogni volta che facevi un libro, l'avevi portato, no? Perché mi ha domandato così, come si chiamava te? Devo stare io? E lo chiamavi, domani, no per rubare una lezione, dicevi, no? A gratis. Ma potresti dirmi, per Furlan, ci si dice così, che regole di grammatica qual è? Lui mi si insegnava così. Dopo io ho attaccato a Chioli, che per passione, ho attaccato a comprare libri, grammatica, mi sei fatto, però ogni volta avevi bisogno di lui, mi ha sempre dato una mano. Sempre mi ha insegnato, veramente mi ha sopportato, no? Perché non è come che hanno invidia se uno scrive, no, anzi, io faccio solo. È stato un gran bravo per me, Manny. Tanto è vero che tutti che sui studi si faceva lui il mese di giugno, lo chiamava lì e io mi telefonavo prima e vetto così garantito, io arrivavo, facevo le torte ogni volta, passavo come gli altri, gli domandai, passavo gli attimi, mi ha sempre ricevuto volentieri, non va bene di che l'uomo lì. Oltretutto, come che umanamente il mio rapporto con lui, ma il rapporto con Furlan di Manny è un gran rapporto. Io ho una poesia che aveva scritto che lui ha resurrito le lingue furlane e ha fatto un passo in avanti, perché scriveva a un livello alto, Manny. Io tante volte ho peccato che ti capissi un po', perché i suoi libri sono illeggibili se uno non ha una cultura come le so da ora. Perché lui a un livello alto, no? Allora che è peccato, no? Però bisognava riconoscere, no? che le culture erano. È stato un gran tono. E dopo, io lo sai come predici qual è stato, ma non deve essere stato male come predici. Sì o no, io conosco, ma io non la fa, che è sole operato. Ma era un bravo uomo, io si capisce, lui aveva un lavoro di amici, un lavoro di in, perché conosceva tutte le feste. Arrivavano i cantori del Domo di Udine, i musici di Chiosoli, tutte le colte dal Friuli, scrittori, venivano di lui. A Gustavo, lui lo conosceva tutto il Friuli, perché era stato perduto. Come uomo, io mi pare che qualche li sono di mal di lui, già le piene robe, perché le buone persone di Casmont vengono qualche volta criticate. Lei che il chiosco che dice di tutti il poeta toscano, che dice di tutti dice male, forca di Cristo, scusandosi col dire non lo conosco. Allora, ecco, ma di me io non ho sentito mai a sedere, forse che parlo in Lisere, perché a lui piaceva di stare a stare con gli amici, là, però mai non è stato mai criticato per Chiuso, era stato un uomo che faceva il predi e aveva una vita culturale grande, si capisce, però io per me è stata una grande persona. Di coronavirus, per salutare l'Inde, ho provato questo sistema. Bacini, ciao. Congediamo anche la Giavon che ci fa ascoltare che cosa? Aghe benedette. Aghe benedette. Aghe benedette. Aghe benedette, tu lavato simpliu, saludarà Signor Chiarzovin, saludarà Signor Chiarzovin, saludarà Signor Chiarzovin, che anche lui
Son país fas a propòsit, son país fas a propòsit, son país fas a propòsit, parvai e sospira. Grazie Sai Javon, ci vediamo presto, sicuramente la rivedrete allo Scrigno. Ci sono altre due persone, Lorenzini, uno è il cugino di Don Domenico Zanier e l'altra è la Perpetua. La Perpetua. Allora, come si chiamano così? Allora si chiamano Giuseppe Giau e Armida Burello e sono due persone molto legate a Don Domenico Zanier. Allora io mi sposto e vado dal cugino di Zanier. Allora, signor Giau, buonasera. Che cugino era Don Domenico Zanier? Mia mamma era sua cugina perché Agnevine, che sarebbe la mamma di Meni, era sorella di mia nonna Schirati, che vengono fuori dal borgo Schirati di Maiano, di Casasola. Per cui lui era cugino il primo di mia mamma e poi io sono rimasto uno degli ultimi parenti perché altri, sì, praticamente era l'unico parente con cui aveva dei rapporti continui. E che rapporti aveva con lei? Quasi giornalieri, insomma. No? Gli ultimi, da quando sono stato in pensione, praticamente 2 volte a settimana venivo a trovare, andavamo a fare la spesa, stavo sempre con lui, ho passato delle giornate bellissime, poi lui conosceva benissimo tutto il Friuli, lo conosceva come le sue tasche, e per cui mi portava, mi faceva vedere, conosceva le montagne una per una, il nome, era una cosa incredibile, mi portava nelle sue osterie dove... poi addirittura io ho la prima pagella della scuola libera friulana, che nessuno ne ha parlato, ma è stata creata negli anni 50 e io durante le vacanze di scuola andavo da lui e lui mi faceva scuola di friulano. E com'era la pagella? Oh, ce l'ho da qualche parte, però sì, mi avrà dato sei politico, penso. Lei parla di bellissime giornate passate con Don Domenico. La spesa, in che osteria andava Don Domenico Zanier? Guardi, dalla Val d'Arzino fino nel Cormor, fino nella Val Fella, lui conosceva l'80% delle osterie dove andavano, salutavano, ciao Benny, come stai? Era un uomo di popolo proprio da quel punto di vista. Il suo rapporto con il Friuli? Qual era? Lui amava il Friuli, a parte che era uno che aveva girato anche tutto il mondo, no? Perché anche tutti i suoi libri che scriveva, lui andava andato in India, andava sul posto proprio dove poi da lì creava i suoi romanzi. In Spagna lui ha fatto delle poesie in spagnolo, ha fatto delle poesie in inglesi, ha fatto delle poesie in francese, cioè era un poliglotta oltretutto. Senta, lei adesso mi sta ricordando che ha girato... È una cultura spaventosa. Lei mi dice che ha girato il mondo ma non si è mai dimenticato da dove è partito, però. No, lui in Venezuela andava dei friulani, no? Lui frequentava Focolare Furlan. Focolare Furlan in tutto il mondo, no? Poi aveva una corrispondenza continua con loro. Che cosa amava mangiare suo cugino? Che cosa era ghiotto? Poi andiamo dalla Perpetua. Allora, un giorno gli dico a lei, ma senti, ma com'è che mangia tanti wuster? Wuster? Wuster, no Benny. Allora dice, ma no che non li mangia lui, li compra per i suoi gatti, perché faceva delle ricette di wuster. Riempiva il carrello? Sì, poi aveva una colonia di gatti, no?
Poi non so cosa mangiava, comunque mangiava di tutto. Senta, che testamento spirituale lascia quest'uomo, ha lasciato? Sapeva essere graffiante, da quello che ho capito in questa trasmissione. Ma era troppo intelligente per essere... È modesto, ma era troppo intelligente per poter, come diceva il mio maestro Marcello D'Olivo, e la sua intelligenza offendeva. L'intelligenza offende, mi diceva sempre. Io ho avuto come maestro anche Marcello D'Olivo e poi lui, che mi hanno riempito di... imparato tanto da queste persone. E forse è per quello che non ha avuto... perché il mondo è ingrato. Aveva una colpa, era troppo intelligente. Troppo intelligente. Senta, grazie per la sua testimonianza. No, il resto qua hanno detto tutto. Lei ha fatto delle integrazioni che erano fondamentali. Adesso ci alziamo, Perpetua. Ti chiami come? Io Armida. Armida. E invece il tuo rapporto con Don Domenico? Poi di Parfurlan, è stato bellissimo. E quando sono entrata le prime volte a casa di Domenico, io ho serato il nas, 35 giassi in chiesa. Per lui il ghiatta era tutto. Amor palompa, amor per bestie, amor per tutte. Dopo lui era fantastico perché era semplice dal tabà. Cioè lui capiva un frutto piccinino. Le semplicità erano le robe più belle che aveva lui. Quanto è stata al suo fianco? 8 anni meno un mese. A dove? Qui? A casa sola. Prima faceva 3-4 volte per settimana, dopo 3 volte ogni giorno, sabato e domenica, perché si era ammalata, aveva il diabete, allora toccava fare l'insulina. A me non mi costava niente. Io prima di lavoro preparare insulina e caffè, torna su, fai di mangiare, torna via a casa. Ecco, il più bel ricordo che ho di me è lui Vait, perché lui Vait mi ha salutato prima di là. Era lì vicino? Sì. Alle 7 meno 10 ero in ospedale con lui, ormai era... però verso le 5:30 per 2 volte mi ha detto mandi. E io ho detto vieni là a casa, non si può essere, invece... È andato a casa del Signore? È andato alla casa del Signore, sì. Comunque un'esperienza di vita bellissima, per me bellissima, perché le semplicità in lui le dava pace, gli entrali di lui era pace. Era ordinato? Sì, ordinato, lasciamo perdere. Pieno di peli di gatti, lasciamo perdere. Lui non interessava essere ben vissuto. Ecco, giusto quando aveva di là mangiato qualche banda, diceva, come mi c'era un vestito nuovo. C'era il vestito nuovo, poi tornava a casa tutto colato, maglato, ma per lui era indifferente. Allora, noi ci fermiamo, ho ancora 2 domande per la Perpetua di Don Domenico Zanier, quindi andiamo in pausa e ci vediamo per l'ultima parte. Ed eccoci con l'ultima parte, sono tante le immagini, sono ricorrenti le immagini che sono presenti qui nella biblioteca di Maiano. Armida, stavamo tracciando alcuni aneddoti della sua vita passata come Perpetua assieme a Don Domenico Zanier. E lui era, lo ha detto prima, si ricordava spesso dei suoi gatti, comprava svalangate di Wüster. Tutto, per i gatti era tutto, intanto ne aveva tantissimi. E lui invece di che cosa era goloso? No, semplicità.
semplice, a lui bastava un minestrone, andava da Renzo Gardo a Chioli sempre le suele, le fritture, gli ambarus, e chi li mangiava? I gatti. Alla fine diceva che li comprava per lui, ma era per Era per sbestiute, lui amava le bestie. Acchiappava sulle sformie, quelle cartoline, e le spuave di fur, vai di fur, e io dicevo, madonna, torni a entrare subito. No, lascia che vada per le strade. Non il copava ragni, non il copava niente, proprio. E Ias, e poesia spagliasca l'ha fatta anche. Senta, ma una cosa che lo faceva arrabbiare? Quando scriveva in stupidaggini, oppure qualcuno gli telefonava e lui cominciava, io non l'ho mai sentito a bestemmare, qualcuno ha detto che l'ha anche bestemmato, io non l'ho mai sentito. Lui freolava le mani a una velocità che io penso che aveva avuto 500 gradi in mano. Allora non è tan nervosa, dopo l'aveva su le diabete, poi nervosa all'era e poi l'aveva su. E quindi lì bisognava fare... Un ticchinin, sì, poi dopo all'era bravo, Dio buono, sì, io non ho niente di lui, all'era a me di tutti, all'anno lì, ogni anno erano le feste, le faceva San Pietro e Paolo, che le a Maian, e l'invitava tutti i suoi amici, e lì era feste grandi. Dopo mi diceva, intanto che tu lavi, io voglio un momento a poami, lì dormiva con 2 o 3 gas per ore sulle panze, non lo poteva, però non si fa, io gli dicevo non si fa, e lui diceva su. Armida, grazie per la tua testimonianza. Grazie a Beatrice, alle un bieliscing pensiero per lui, un bieliscing riguardo, io lo ho e lo tenerei finché ho vivo. Quant'è che è andato via Don Domenico? Alle via il mese di gennaio, aveva di là con Giau, che è le Befane, l'Epifania a Glemone, e lui era all'ospedale. Avevo di lassù e i medici hanno detto no, non lo facciamo uscire, rimane dentro. Quando lo hanno lasciato saltare fuori, dopo una settimana dopo il Signore l'ha voluto velo con sé. Però è uscito. È uscito e poi è rientrato. Grazie Armida. Grazie a voi. Allora stiamo per chiudere con la Lorenzini, poi saluteremo il sindaco Elisa De Sabata e chiuderemo ancora con una poesia recitata dal nostro Gerometta. Tante immagini diverse, no? Quando celebrava e anche quando non celebrava. Sì, ho scelto alcune immagini della sua casa che ha costruito con tanti sacrifici anche per la madre, delle feste che raccoglievano poi quella che era la cultura del Friuli, però in un momento conviviale con gli amici, la foto dei gatti che non poteva mancare, anzi una cosa curiosa, abbiamo allineato le foto e in fondo il quadro che casualmente c'è qui, è quello di un gatto in biblioteca, quindi proprio lo accompagnavano. Poi ci sono le foto di Scuole Libere Furlane, del congresso, della prima messa, dell'ordinazione a sacerdote. Una bellissima foto è quella della pasticceria dei genitori, perché lui è nato a Pontebba. I genitori si sono sposati a New York, pensa, ma poi sono tornati in Italia perché la vita era troppo dura. E poi lui è stato ordinato cappellano, inviato come cappellano a Noiaris e c'è stato sempre questo collegamento con la musica, con le tradizioni, con i costumi friulani, per cui ho scelto così alcune tra le tante foto che poi sono state raccolte anche dalla biblioteca e ingrandite per rendere un po' l'idea di quello che era. Una cosa che mi aveva colpito, e ho detto anche alla presentazione, che era un ragazzino sorridente, felice, spensierato, sembrerebbe. In realtà la sua infanzia non è stata così leggera, è stato sbalzato via dal Friuli, separato per lunghi periodi dalla madre che doveva guadagnarsi da vivere. Poi l'ho scritto nel libro anche, insomma, un po' la storia di famiglia, eppure c'era sempre questa gioia, questo amore, il perdono.
che non era appunto, credo una conquista o forse la sua indole, perché appunto anche lui ha provato le difficoltà. Un salto tra le braccia di Dio, Luigina Lorenzini, prefazione di Gabriele Zanello, edito da Corvino Edizioni. Noi adesso andiamo a chiudere, dobbiamo salutarci perché abbiamo esaurito il nostro tempo. Adesso ritorniamo verso lo studio di Don Domenico Zanier, dovremmo trovare il sindaco di Maiano, Elisa De Sabata. Allora, De Sabata, io continuo a guardarmi in giro, qua c'è veramente il ben di Dio. Sì, assolutamente sì, perché quello che si vede alla fine è una minima parte o comunque si dà uno sguardo generale, poi guardando volume per volume, potendo avere il tempo di aprirlo, sicuramente si scopre un mondo. Quindi questa è un'area che è aperta al pubblico, ovviamente? È aperta al pubblico e aperta alle scuole, soprattutto perché alla fine per noi l'importante è che siano i ragazzini, i bambini del nostro comune e non solo a conoscere Don Zanier, chi era, quello che ha fatto non per Maiano ma per il Friuli e per la cultura friulana. Quindi sarà aperta anche d'estate, chiaramente, anche se le classi non arriveranno con le maestre, ma insomma ci auguriamo che i bambini accompagnati dai genitori possano venire e scoprire questo uomo di cultura. Grazie De Sabata. Grazie a voi, buonasera. E a presto. E quindi noi rientriamo nello studio di Don Domenico Zanier, andiamo da Fernando Gerometta che ci saluta con Fernando. De bande de vite. Diu, lascimi omp. I dis de vite si displumin dall'arbol, che le me vierte e alla frastie di timp. Signor, iu sint che si pierdin, tanche urli spaiciondars, cencere vox che mi tornin. Ma io sai che tu has mans di peschiador, ancure che era quei ai cence fons, e ce che alle biel mai non disglude. Tu has stabilit parets di landri al monte, sierai salzi corta scurta il cil. Fossi non nome nui che van e avenin le sceles dai misteris che ti sierin con lastres d'infinita ai miei balcons. Ma seduta al fos clar, non sares avventure, sedutes mans, nisciun torment di conquiste, in te o sares fer e ineat sul prignesci. No sta in ceami che un poc. Quando ies dal timp dammi la man e chialimi tai voi, so soi bausar. Non è un troi che di te non mi vei fevelat e ogni passa l'estat amor cresciut. E se tu ses Diu, lascimi om, me dole dai miei fradis, vivi lor, anche se iesci te alle sei di plui. Nanche tu ti chiavis dal tuo iesci, l'amore alle nutri di differenze, creades notuas, compagnes les gotes dai mars. Grazie Fernando Gerometta, noi chiudiamo qui questa puntata dello Scrigno, grazie per la cortese attenzione, per l'affetto e il seguito che ci manifestate da tanto tempo, quindi noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio raccontando il nostro amato territorio e ovviamente tutte le tradizioni che lo caratterizzano, con la collaborazione di Paolo Bassi e il saluto, e quindi noi ci vediamo martedì prossimo alle ore 21 ovviamente su Telefriuli, il canale 2 volte numero 1, ovvero sia l'11. Arrivederci.